Noi abbiamo anche oggi 147 ricoverati, più 13 rispetto a domenica, a sabato su domenica. Abbiamo 10 pazienti in pneumologia, quindi che hanno problemi respiratori, più a Treviso, più 2 a Montebelluna. Dopo i contagi cresce in maniera preoccupante anche il numero dei ricoveri. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, non nasconde lo sconforto per una situazione destinata a peggiorare, si stima, almeno fino al 20 luglio. Benazzi ribadisce l'importanza della quarta dose per gli over 80 e i fragili, mentre a livello europeo e nazionale si discute sull'apertura delle prenotazioni vaccinali anche agli over 60, ma la scarsa adesione registrata tra gli anziani finora è sintomatica di un problema più vasto, secondo il presidente del Veneto, Luca Zaia. Voglio dirlo a sta roba, come vi ho detto nell'estate 2020, guardate che il clima è cambiato, adesso vi dico guardate che il clima è cambiato rispetto alle vaccinazioni, ma per ovvi motivi anche umani. Dall'altro però dobbiamo ricordare a tutti che noi dobbiamo avere un obiettivo, mettere in sicurezza i fragili e gli anziani. Dopodiché le indicazioni oggi sono over 80 e fragili, e quindi noi rinnoviamo l'appello per chi volesse vaccinarsi. Non si è ancora capito se diventerà operativa la fase degli over 60, ma restano comunque vaccini ovviamente con accesso volontario e non obbligatorio. Nella Marca intanto il virus si diffonde velocemente, la media è di 1079 positivi ogni 100.000 abitanti e il direttore generale dell'ULSS 2 torna a richiamare i più giovani alle loro responsabilità. I ragazzi giovani che lo prendono e non hanno sintomi devono assolutamente, quando vanno dai nonni, quando vanno da una persona fragile, usare sempre la FFP2. Questo è l'unico modo per salvarli. Altrimenti avremo sempre persone anziani fragili che hanno fatto 2 dosi o che non si sono vaccinate, che naturalmente rischieranno ancora una volta la vita.